ci conoscemmo così, forse accidentalmente. E lui mi chiese di Cabras e io avevo legami familiari, parenti, nipoti, cugini, insomma, per cui non era difficile. In più vivevo a Torre Grande allora, nella casa al mare. E lì incominciamo proprio a vederci e allora io li presentai alcuni dei suonatori che conoscevo, Francisco Succao e via Tisarzo. Quello che è morto da poco, Peppino De Jala, Papù, forse Patata. Ci veniva anche questo suonatore orologiaio che suonava la chitarra, ma che non faceva parte di questi gruppi, che era Prochedo. Eh, cominciò col venire a Torre Grande nella casa al mare e arrivavano gruppi di amici, di Sedilo c'era, tutti, buona parte morti, c'era Baroredo Sanna, che era un assistente sociale dell'Ette Frumendosa. Poi veniva Mariano Tore, che era il medico condotto a Santa Giusta. Eravamo un gruppo di amici e lo accogliemmo nella nostra quasi famiglia. Insomma, in questa casa io vivevo solo, e però così arrivavo, che so, in Baroreddo con delle fette enormi di maiale che io preparavo, e quindi si cenava, si stava assieme. Fino a che cominciarono a scomparire questi amici pastori di Cabras. Mi ricordo Succao e questi altri che ho già nominato. E si cominciò a registrare. Lì correva quindi cibo e vino a fiumi. Mi ricordo questi vini di Solana, questi vini densissimi, no? E lui si assoggettava, uno che non beveva, si assoggettava anche a bere, tenendo conto però che tutta questa strumentazione, che era un enorme magnetofono a nastro, non era a mano, era proprio a nastro, era elettrico, era una enorme cosa. E allora lui cominciava a registrare. E allora lui mi ricordo che mi diceva che le migliori registrazioni venivano a Patechizzi, diceva, no, verso le 2 le 3 del mattino, quando tutti erano decisamente ubriachi e quindi secondo lui avevano liberato ogni freno, ogni rapporto con il mondo circostante ed erano in contatto con, lui diceva, con il sé, no? Diceva con questa realtà interna che gli consentiva di superare i problemi. Erano povera gente, gente che aveva problemi di pascolo, povertà, una certa emarginazione. E in quel quadro direi fatto di canzoni, di tradizioni, di pacche sulle spalle, no? Eh, si liberavano. E lui mi ricordo che Andreasa mi spiegava l'imbarazzo che a volte gli veniva quando lo toccavano, perché come noi non ci facevamo caso, ovviamente era normale, direi, toccarsi, insomma, senza inibizioni di sorta, ma toccarsi così, senza troppe storie. Per lui era molto difficile. Infatti questo attratto da signorina, tra virgolette, lui avrà avuto 19-20 anni e io ne avevo di più, insomma. E, mi incuriosiva, no? E lì, ripeto, in queste session, o direi queste sessioni di incontri più o meno informali, finivano per fare musica e io non ne sapevo assolutamente niente. Sì, quello che sapevamo tutti da noi. Si sapeva che c'erano questi suonatori,
e che facevano parte della tradizione, le sapevo perché mio padre era cresciuto a Cabras e quindi le persone che poi lui mi nominava come grandi suonatori, io ne sapevo eh, trascorsi da mio padre che a Cabras era cresciuto. Adesso non mi viene in mente, c'era un signore che suonava addirittura col naso, no? E quindi la cosa la colpiva, questo strumento, quindi lui ne era affascinato, quindi tutte le volte che era possibile suonare, registrare, soprattutto scatenare le capacità di questi giovanotti, lui era felicissimo di stare lì a registrare. Mi assicurava che quanto di meglio veniva fuori quello che noi diciamo a patechizzi nelle ore del mattino, alle 2 o 3 del mattino, quando tutti erano decisamente sbronzi. Lui aveva bevuto come tutti gli altri, però si faceva un punto d'onore dello stare a posto per registrare e scrivere e notare, perché aveva due movimenti, quello del registratore e quello del taccuino dove registrava le sue cose. Mi pare di averti dato anche qualche pagina dove aveva scritto in un mio taccuino che poi usavo le sue annotazioni in un danese che ovviamente non ho mai capito e che spero abbia tradotto, perché io non me lo ricordo più. E io avevo curiosità archeologiche o giù di lì, allora lui mi regalò questo libro che lui aveva usato per dare l'esame di archeologia all'università, che mi ricordo era L'alba della civiltà europea, che era il Gordon Child, che è stato tradotto in Italia dopo 30-40 anni in un italiano spaventoso, pieno di errori, no? Quindi io crebbi all'archeologia, cui ero estremamente interessato e non alla musica, proprio su questo libro che mi regalò Andreas, che poi ti ho fatto vedere. Ma di tanto in tanto compariva, era sempre morto di fame, non aveva una lira, poverino, e allora così finiva per venire a casa. Sai, i miei brontolavano un po' perché non eravamo gente così benestanti, mio padre era artigiano. E però insomma un piatto di minestra c'era per tutti. E arrivò a stare anche 3, 4, forse anche 6 mesi, un periodo aveva problemi ed era sempre per lui il problema avere qualche lira da Copenaghen, dall'università per poter sopravvivere. E i problemi erano dati dalla benzina per questa terrificante moto con questo cassone di legno dove viaggiavamo. E quindi anche in quel periodo io sono un po' a cavallo i ricordi perché è passato tanto tempo. Ricordo che so la raccolta delle maschere a Ottana, pagandole un pacchetto di sigarette, i ragazzini le rubavano da casa. E mise assieme una bella collezione di maschere che credo sia al museo di Copenaghen e forse sarà forse la migliore documentazione che abbiamo sulla Sardegna per il mondo, insomma. Che altro? Beh, sì, notava un po' di tutto. Il suo atteggiamento era quello dell'etnografo, dell'antropologo che gira cercando di raccogliere tutto quello che può. Quindi questa vecchia Patek Philippe, che era un catorcio, insomma, che in qualche modo faceva funzionare, una macchina da scrivere, mi pare che era una Elda, una portatile, alla sera c'era questo rituale e si accendeva la pipa, prendeva il taccuino e registrava quello che aveva fatto durante la giornata con un'estrema coscienziosità. Un po' mi stupiva, un po' però finì per imparare anche io, anche se lui ero più anziano di lui, ma quel tipo di disciplina mi affascinò, quel tipo di coscienziosità mi rimase, per cui alla sera, insomma, io dopo ormai tanti decenni
ogni anno ho un'agenda che ho utilizzato per altre cose mie, dove ho registrato tutto, insomma. Quindi so quando ho scoperto questo monumento, quando ho visto quest'altra cosa, e tutto questo mi viene onestà, con tutta onestà, insomma, senza grossi problemi, non certo da una scuola che non frequentavo, perché era la bottega di mio padre che frequentavo, che era Falegname. Le scuole le ho frequentate dopo, insomma, quando ero più anziano. È venuta invece da questa comunanza con questo giovanotto biondo, alto, bello, di cui ero un po' geloso perché tutte le ragazze impazzivano per lui, in molti ambienti insomma c'era qualcosa di più che dell'eccitazione, c'era proprio la differenza, insomma si sentiva. È una Sardegna poverissima, insomma, di cui un ricordo così tenerissimo, ma anche disperato. Era un posto tutto, diciamo, che si può dire che era spaventoso, no? Dove non c'erano né speranze né granché, però soprattutto i più poveri riuscivano, e questo lui me lo sottolineava di tanto in tanto, riuscivano a esprimersi un senso artistico che altre classi che avevano tutto, dagli abiti al cibo, non riuscivano a esprimere, quindi canzoni, balli, ok, erano espressi da chi era più povero. Questi che venivano alla casa che avevamo al mare, a Torre Grande, erano due pastori, contadini, gente umilissima, che alcuni non avevano nemmeno le elementari, non sapevano nemmeno né leggere né scrivere, quindi nessuna notazione musicale, e suonavano chiaro a memoria. Allora lui mi faceva spiegare, mi spiegava di volta in volta cose che io non avrei nemmeno immaginato in questo contesto. Insomma, mi aprì un mondo che sarebbe rimasto così una pura e semplice curiosità, ecco. A voi cosa suscitava questo suo interesse per l'etnografia e per la musica sarda? Era interessante perché sviluppava in noi una curiosità che già avevamo, era riferita all'etnografia, ma soprattutto allora era l'archeologia preistorica, la nostra curiosità non era difficile. Negli anni 50 c'è la meccanizzazione agraria della Sardegna, devastante, e soprattutto del nostro Campidano, del Sinisi. E questa apertura di nuovi campi e queste arature profonde mettevano in evidenza una realtà pre e protostorica, oggi lo possiamo dire, allora ne avevamo un'idea confusa, eh, che ci metteva in moto una macchina, quindi pur non essendo la stessa tecnica, le stesse, direi il modo di l'approccio, il modo, oggi diremmo l'approccio, il modo di avvicinarsi a tutto questo, la presenza di Andreasa ci dava strumenti sempre più raffinati per capire il mondo dove stavamo. Era un amore sconfinato per il paese dove eravamo nati, a cui volevamo cercare di restituire qualche cosa, confusamente, onestamente. E allora lui ci dava la sua presenza stessa, confermava che il nostro interesse non era sbagliato e che in fondo chi produceva cultura erano i più poveri. E questo ci piacque, per cui insomma venne accettato integralmente da noi, dai nostri amici. Ne avevamo questi legami con il territorio, con Sinisi, con la regione, con Cabras. Ma ripeto, è una sorta di Far West tumultuoso dove si ara, dove si scopre, e quindi dove scopriamo anche la realtà dei nostri antenati, di quello che siamo stati, di quello che potevamo essere stati,
E tutto questo grazie anche alla presenza di questo giovanotto alto e biondo, stranissimo, in un panorama come il nostro, fatto di gente piccola, bruna, o olivastra o verdognola dalla malaria, come molti di noi erano. Le spedizioni, raccontami un po' delle spedizioni etnografiche, come facevate, come viaggiavate, dove andavate, cosa cercavate. Ma era, anche lì ci sembrava una pura follia, ma io ero pazzo completamente, almeno quanto lui. Si girava con questa terrificante, enorme moto soldanese, svedese, e con il sidecar, con una specie di cassone. Non era proprio il classico siluro dove ci si mette, no, no, era un sedile di legno duro e questo cassone dove il povero Andrea si portava tutto, il suo bagaglio, il sacco a pelo, il registratore, tutti i suoi aggeggi, tutti i suoi beni stavano in questo cassone, delle dimensioni di una cassa sarda più o meno, no? Poco più grande. Io viaggiavo in questo cassone e io sapevo di più di lui ovviamente la lingua e i dialetti, e allora si girava un po' dappertutto. I ricordi anche lì sono confusi. Mi ricordo per esempio una notte decidiamo di rimanere a dormire a Sedilo. Però naturalmente c'era un freddo buio, era d'inverno e ognuno ci si infila nel sacco a pelo in questo enorme letto e la casa era di una vedova. Nella stanza dove forse era stata la stanza del suo matrimonio c'era questo terrificante ritratto, questa faccia da tagliagole, no? Del marito, e tanto che finimmo, dice, ma dice, con le luci accese perché non è che ti sentissi tranquillo, rubavano bestiame, c'erano pasticci. E mi ricordo, non era Sedile, era Ottana, mi ricordo. E allora mi ricordo che ci alzammo e mettemmo delle coperte sulla faccia di questo ritratto, fra le altre cose. Ma era così, era un andare un po' a caso, un po' a sincerto, diremmo in sardo, perché si trattava di cogliere ogni occasione. A Ottana si trattava delle maschere comprate con un pacchetto di sigarette, i ragazzini che le rubacchiavano, insomma, se le facevano dare per poco dai parenti. Non lo so, perché anche quelli sono ricordi confusi, è tanto tempo che è passato. Però questo era il quadro, credo, non so se sono riuscito a tratteggiarlo. Il quadro, sì, culturale si fa per dire, no? Che storico in cui eravamo. C'era una grande povertà, ci si muoveva con quasi niente, giusto i soldi per la benzina e qualche stanza dove non faceva, se no si dormiva nel sacco a pelo e dove capitava.